In Casa Moderna continuano gli incontri voluti e organizzati da Friuli Future Forum, che è un progetto della Camera di Commercio che ha come obiettivo quello di immaginare il futuro del cibo e immaginandolo cercare di costruirlo. Uno degli aspetti importanti è dare anche al consumatore, oltre che alle aziende, degli strumenti per conoscere questi prodotti, per conoscere questi cibi, in maniera tale che poi si possano distinguere. Oggi abbiamo appena terminato una breve conversazione sull'olio extravergine in attesa che l'autunno porti a maturazione, no? Il prodotto nuovo, e siamo con Alido Gigante che è oltre che un produttore di olio, ha lavorato molto per quanto riguarda la costruzione di un gruppo di degustatori di olio, e oggi abbiamo chiacchierato con i consumatori e sono rimasti sconcertati da quello che abbiamo fatto vedere e assaggiare. Alido Gigante, allora, a che punto siamo con la conoscenza del consumatore sull'olio? Siamo ancora molto indietro purtroppo. Anno zero? Anno zero, sì, bisogna, ci si rende conto che bisogna proprio partire dalla A dell'alfabeto e iniziare un percorso che avvicini i consumatori, prima di tutto che gli faccia capire con che olio si stanno alimentando. Oggi era sintomatico quella signora che insisteva che quell'olio un po' piccante, un po' amaro, a lei non piace. Certo, sì, abbiamo dovuto spiegargli che appunto l'olio non è una bevanda ma è un condimento, e che il piccante e l'amaro in realtà sono dei pregi e non dei difetti. Perché l'olio non si beve come il vino, come l'acqua, si condisce, non si beve, no? Certo, bisogna saperlo condire, cioè bisogna sapere abbinare il giusto olio con la giusta pietanza. D'altra parte sono cose nuove, io penso che il 90% dei nostri paesani pensi che l'olio serva semplicemente per far assimilare meglio la vitamina A all'organismo, quindi debba ungere in qualche modo la pietanza, punto e basta, mentre invece non è così, no? L'olio è uno strumento per esaltare ancora di più la pietanza che si è elaborato in cucina, e quindi è necessario un minimo di conoscenza prima di tutto per scegliere un olio che abbia delle caratteristiche di bontà giuste, e poi magari saper scegliere anche il giusto olio per la pietanza che si vuole proporre in tavola. Questa è un'idea che tu stai portando avanti nel tuo progetto in maniera molto personale. Diciamo che quello che state facendo, la strada da seguire è quello che ha già fatto il vino, quindi educazione sul consumatore, e quindi bisogna creare quello che potremmo dire il sommelier dell'olio, quindi che abbini a ogni piatto una tipologia di olio, perché se mettiamo un olio molto strutturato, molto forte su un branzino bollito, lesso o al vapore, coprirebbe troppo il branzino e viceversa. Sì, ecco, produrrebbe la reazione di chi assaggia, che dice ma quest'olio non è buono, no? Ecco, invece più semplicemente hanno sbagliato di abbinare l'olio con la pietanza. Come il vino sbagliato diventa cattivo il vino, e anche la pietanza, tra l'altro. Esatto, sì, è proprio un lavoro duro che vi siete messi in testa di fare. Sì, è un lavoro duro, però dà soddisfazione, perché ci accorgiamo che quando le persone si rendono conto appunto di questi difetti che prima non sentivano, invece ci sono, e di queste sfaccettature nuove, si appassionano e ci chiamano, vengono anche da lontano per farsi spiegare, ci chiedono informazioni. Se facciamo dei corsi di degustazione, quando li facciamo, insomma sì, ci danno questa soddisfazione. Quindi vuol dire che insomma, il terreno è fertile, quando c'è tanto da fare vuol dire che va bene. Siccome che c'è lavoro vuol dire che c'è necessità di, anche perché dal punto di vista salutistico, ecco, ricordiamolo, poi chiudiamo, l'olio extravergine d'oliva è un aspetto fondamentale per la dieta, ma per stare meglio anche. Certo, sì. Quando uno si rende conto di questo poi non torna più indietro.